vado a ballare, esco dalla discoteca alle 4 di notte, ho fame. Ora sei in Sicilia alle 4 di notte hai fame, che mangi? Il cornetto se sei spitittato, però va bene anche il cornetto, va bene il cornetto, la rizzuola, la pizzetta, l'arancina, l'arancino, quello che dove sei mangi. Alle 4 di notte in Spagna ho fame, esco alla discoteca, fermonico, senti, per mangiare qualcosa in Spagna alle 4 di notte si mangia, mi guarda e mi fa, in Spagna si mangia tutta la noce. Minchia, ma il guscio lo bustiamo. Tutta la noce in chiumma, cioè ti rimane tutta la noce. Vado al museo e comincio a osservare i quadri, con la guida accanto che mi dice chi sono gli autori. Guardo, a un certo punto la guida mi fa vedere un bel quadro, mi guarda e mi fa, indicando il quadro, Dalì. Da qui? No, da lì. Ah, quindi da qui, no da qui, è da lì. È da qui, è da lì, è da qui, è da lì, da qui o da lì? Da lì, da qui, da lì, da qui, da lì, Salvatore Dalì. Ah, piacere, Ivan Fior da qui, mica si incazzò! Mi ha preso, mi ha spostato, grazie! Mi ha spostato nel quadro accanto, incazzatissimo, mi sposta, mi tiene fermo, mi fa vedere il quadro accanto e mi fa Miro Dalì, Miro Dalì. E non lo ha preso. Che mira aveva? Se mirava da là sotto, ma Miro Dalì ha una mira brutta. Senta, signorina guida, presentiamoci, piacere Ivan Fiore. Cos'è? Il mio nome, Ivan Fiore. Cos'è? Ti ho detto, il mio nome, mi chiamo Ivan Fiore, tu come ti chiami? Cos'è? È una domanda per sapere il tuo nome. Io mi chiamo Ivan Fiore, tu ti chiami? Cos'è? Da qui, da lì, dove va fanculo? Torno in Sicilia. Ho fatto un film ambientato alla ASL di Palermo. Ah, e come si intitola? 7 anni potichiet. No, allora, ci deve essere qualcosa che non va assolutamente, la situazione qua non mi sta... Non so chi è peggio dei due. Scusi, che cosa... Che te la pongo, e te la pongo, ya. Ondulatorio sussultorio. Ondulatorio sussultorio. Non capisco cosa stia succedendo. Piero Dance, nice to meet you. Oh, attento che io te la metto io. No, allora non si permette mai... No, allora no, ha detto... Come glielo spiego? Ha detto nice to meet you, che significa piacere di conoscerti. Piacere Gianni. Basta! L'ha già detto 1000 volte. Mi scusi veramente, allora mi dica. Ondulatorio sussultorio. E allora mi presento, sono un grandissimo ballerino, sì? Sono l'unico ballerino al mondo che è riuscito ad anticipare l'arrivo della febbre del sabato sera. E come ha fatto? Mi pigliavo due aspirine, un venerdì. Molto bravo. No, ma che bravo, allora c'è qualcosa che non va qua. Allora senta, qualcos'altro di serio. E allora già... ultimamente ho fatto un provino con la mia compagna di ballo per il musical L'Aida. E com'è andata? Aida a pigliare a me, no? Sono sfortunato. Allora, senta, allora, guardi, allora io qua mi aspettavo un ballerino, un attore, dei professionisti, lei... E sono l'unico ballerino al mondo istruttore di balli neomelodici. No, assolutamente... No, allora, guardi, non continui a fare ondulatorio e sussultorio, qui neomelodico non se ne fa, qui non vogliamo del trash, non vogliamo tamarri assolutamente. Non vuole un neomelodico, no. Non vuole il trash. No. A velurire nella sacchetta e si sente mezzo citrolo senza semenza. Citrolo senza semenza. Adesso se ne va nei ristoranti di classe. Abituato, c'è le tue scudesse quando te le cava, sai da chiamavi sushi. Sushi. Ma go! Bravo Gianni! Ma che bravo Gianni! Bravo Gianni, grazie. Una signora... Sempre parlando di animali, anzi io mi associo a quello che dice Carlo, oltre il bullismo, non abbandonate i cani, soprattutto quando ve li fate, non so un passatempo, se ce li dovete avere, cercate di averceli bene, insomma fateli stare in buona salute perché vi regalano solo affetto, non cercano altro. Ci stanno quei due cani, questa signora che aveva una cocherina e questa cocherina la teneva tutta quanta protetta perché mai nessun cane gli si poteva avvicinare. La signora cammina per strada con questa cocherina che si vanta, la tiene vicino perché nessun cane gli si possa avvicinare. A un certo punto arriva un signore ben vestito con un bel pastore maremmano grosso e il cane comincia ad odorare dietro la cagnolina.
A un certo punto la signora lo tira e dice: no, la prego, non faccia avvicinare il cane. Ma signora, io sono un conte, anche il cane è nobilato, è come me, ha dei natali nobili, illustri. Ma cosa pensa, che è un cane che si approfitta della sua cagnolina anche se ben custodita? Cioè, guardi, per ovviare a questo disguido, io questa sera avrei piacere di invitare lei e la sua cagnolina nel mio castello. La signora... Capirà, il castello, questa cercava pure uomo, se ne va dal veterinario, dice: dottore, mi ha invitato questo signore così ben vestito, nobilato, mi ha invitato al suo palazzo, al suo castello, ma se io porto la cagnolina, quello c'ha un cane che pesa 300 kg, gli si mette sopra questa, ma la sforna. Il veterinario dice: signora, gli do un consiglio io, guardi, segua quello che dico, torni a casa, prende uno straccio, lo imbeve nella benzina e alla cagnolina glielo passa sotto e sopra. Sotto e sopra, la cagnolina non avrà più odore di niente, quel cane non se ne accorgerà. Ma bravo, grazie. Questa la signora torna a casa, prende la cagnolina, altro che straccio, la infila proprio dentro una tanica piena di benzina. La cagnolina arriva a palazzo, la signora lascia libera la sua Susi. Vai Susi tesoro, sei protetta. E comincia a mangiare con il conte che la guardava, con questo meraviglioso castello. A un certo punto si sente una siepe che si muove, arriva il ragazzo, il custode del giardino gli fa: scusate, è di qualcuno di voi la cocherina? La signora: sì, è la mia. Perché? No signora, non si preoccupi, si vede che ha finito la benzina, il cane nostro la sta a spigne. Credevo che tu fossi felice, che i tuoi pensieri fossero i miei, e invece no. 1, 2, via! Perché hai voluto farmi del male, per forza adesso devo accettare